Siamo all'ingresso di Parco Giardino Sigurtà e piramidali svettano i cedri dell'Himalaya o cedro deodara, che sono i cedri più diffusi in parchi, in piazze e anche nel nostro giardino. Hanno una struttura appunto piramidale con questi lunghi rami molto eleganti dai quali partono tutta una serie di rametti raggruppati a ciuffi. Il cedro, in questo caso il cedro deodara, ha un legno molto prezioso e nelle zone di origine viene usato un distillato del legno, che è un olio molto profumato che nell'antichità, pensate, veniva utilizzato per proteggere i libri nel corso del tempo. Per cui i libri caratterizzati da questo particolare olio sono libri molto molto importanti. Il cedro ha una struttura che si allarga alla base, può diventare di molto molto alto, dai 27 ai quasi 40 metri, e sui suoi rami si sviluppano le pigne. Le pigne del cedro si sviluppano sui rami più alti quando la pianta ha già quasi 40 anni, sono di un grigio, verde grigio, e restano compatte sui rami. Ai piedi della pianta però troviamo a primavera dei petali che sono la pigna che si sfalda sulla pianta rimane diciamo il torsolo della pigna stessa, mentre ai piedi dell'albero troviamo questi petali e queste specie di rose molto molto decorative che vedete in questa foto. Ai suoi piedi adesso si trovano gli strobili, che sono le strutture riproduttive maschili, vedete ancora con del polline giallo, questa polverina gialla che viene rilasciato durante l'autunno. Sempre qualcosa di interessante si trova sotto le piante. Questa splendida pianta viene poi introdotta in Europa circa verso l'Ottocento e va ad adornare parchi e giardini. Se ci pensate, bene o male, l'Ottocento è il secolo in cui vengono impostati i giardini più importanti e vengono portate da lontano le piante che adesso fanno parte un po' della struttura e del paesaggio dei giardini più comuni e più importanti. Nel nostro giardino il cedro deodara è molto diffuso e lo si vede soprattutto nella parte iniziale della passeggiata, ma si scorge anche lungo il viale che porta in fattoria.